Vuoi fare un lento con me? Sì. Lo vuoi fare? Lo facciamo sul posto però, fermi, certo, fermi sul posto. E tu resti così. Va bene. Ecco, tu come io devo mettere le mani qua, come si fa? I allora, lenti classici I lenti dobbiamo classici fare. devi fare così. Ah, veramente Ti proprio... posso stringere moltissimo? Certo, vieni qua. Ecco, Così. ma molto però. Certo. Quindi posso fare tutto quello che voglio? Tutto quello che vuoi. Pino, vuoi agevolare il file? Grazie. Grazie, veramente. Che emozione, che emozione. Siediti, siediti. Io mi siedo, ma non è che cambiava tanto stando all'impiedi. Va bene, mi siedo. L'hai detto tu. Ok. Allora, RTC targato Napoli Jukebox, come fare per scaricare? Io adesso sono sotto la botta del lento. Eppure devo essere tecnico per spiegarvi come fare per scaricare la nostra applicazione RTC targato Napoli Jukebox. Siamo i primi in Italia, attraverso questa applicazione avete la possibilità di richiedere le vostre canzoni preferite ed è assolutamente un fatto. Noi con la musica napoletana, noi di Napoli ci facciamo amore, ci piace avere la musica in testa, tra le mani, tra le cose che ci piacciono e che usiamo tutti i giorni. Attraverso la nostra applicazione la musica fatta a Napoli è sempre con noi. Dovete essere Android, entrate nel vostro Play Store e scrivete per intero RTC targato Napoli Jukebox. Vi ritrovate questa schermata che Antonio adesso vi mette a piena televisione, nel pieno della televisione, cliccate su Apri e a questo punto siete già nella nostra applicazione. Avete la possibilità di ascoltare la radio, ma soprattutto di richiedere, come vi dicevo, le vostre canzoni preferite. C'è una lista infinita di artisti napoletani e una lista lunghissima di canzoni. Andiamo nella lista, ecco, questa è la lista degli artisti che non finiscono mai e questa per esempio è, queste sono parti delle canzoni che potete richiedere attraverso la storia, attraverso la nostra applicazione, per esempio Dall'anima al cuore di Miraggio, Il mio errore da rifare di Capozzi, Il mio uomo perfetto di Nenzi. Quando avete scelto la vostra canzone preferita, cliccate su Prenota e sul vostro smartphone appare questa scritta qua. Prenotazione canzone, la tua prenotazione è stata accettata. A quel punto si tratta di aspettare qualche minuto e la vostra canzone in automatico è in onda. Scaricare l'applicazione è gratuito e anche richiedere le canzoni è gratuito. E adesso... sto sotto la botta del lento, questa volta la testimonial si chiama Stefania Lai. E sei in televisione. Ma che mazzo! Mamma mia. Allora, Buonasera. Ciao. Qua è una roba. Ma sai che io e te ci somigliamo tantissimo in alcune cose, cioè nel senso che abbiamo avuto... io e te abbiamo vissuto in molti periodi della nostra vita, tanti periodi, in tanti periodi tante della nostra vita abbiamo mollato la presa. Certo, quando siamo rientrati poi abbiamo sempre rotto sotto tutti i punti di vista ed è una delle voci femminili più belle di Napoli e più belle della nostra regione. Insomma, io lo dico come sempre ai cittadini del mondo, perché quando io parlo di musica napoletana mi piace parlare soprattutto ai cittadini del mondo, perché a Napoli ci facciamo amore con la musica. Ma non ci dimentichiamo che la musica napoletana non a caso viene cantata in tutto il mondo. In tutto il mondo, come vorrei che i cittadini del mondo cantassero anche la nuova musica napoletana. Certo, ma piano piano ci arriviamo. Ma ci arriviamo. È anche una questione di promozione, di spazi televisivi, di spazi radiofonici, ma il discorso sarebbe troppo lungo e noi non ci vogliamo ficcare in un vico non entriamo oscuro. nei meriti. Sai perché ti ho chiesto di ballare con me a modo mio? Perché? Perché nelle prime settimane della nostra applicazione questa è una delle canzoni più ascoltate. Ma non avevo dubbi. Ma sempre. Sono 20 anni che la canto. Stefania, ma in continuazione, e non è sempre la stessa persona, perché chiaramente però noi riusciamo... è bello vedere che i genitori tramandano le canzoni ai figli e i figli dei figli. Qual è la forza di questa canzone secondo te?
La forza di questa canzone sono come tutte le classiche canzoni che quando nascono non muoiono mai. Il segreto non lo so qual è. Posso essere io, può essere la canzone, può essere l'autore, può essere tutto. La storia. La storia, però la storia, sai, uno è comune a tutti. Forse sai anche la melodia, come viene interpretata a volte anche una canzone, credo. Però il segreto vero del successo di una canzone, stesso io che dovrei saperlo, non lo so. Non lo sai. Senti, ma è mai stata un limite questa canzone? Cioè, è mai stata la gabbia di Titti? Nel senso che diciamo la gabbia no, però sai, pezzo... quando nasce un cavallo di battaglia te lo porti dietro fortunatamente tutta la vita. Però ti faccio un esempio banale, ok? Io ho lavorato, apro e chiudo parentesi perché poi alla fine, io ho lavorato molto con Nino D'Angelo, ok? Nino, la cosa che mi diceva sempre, Pammaluastu Caschet, cioè mi svindano. 20 anni. E ancora oggi ce l'ho sempre. Certo. Per dirti, allora, quando ti etichetti con un'immagine, un pezzo, un qualcosa, te la porti dietro. Però la mia fortuna è stata quella di portarmela, trascinarmela comunque nella positività. C'è chi invece se la trascina dietro e non può cambiare pagina, perché etichettando con quella cosa. Invece io, ringraziando il Dio, ho sempre fatto altro, ma comunque questo pezzo è diventato ormai un'icona. È vero. Questo è. Assolutamente sì. Ma tu c'hai una serie di icone, perché tu giovane, piccola, sì, vabbè, abbiamo con Libertà, Libertà, che comunque è stato il mio cavallone di battaglia, il mio cavallo vincente. No, quello tra l'altro è un bel manifesto. Sì, insomma, un grande biglietto da visita. È un grande biglietto da visita. Perché all'epoca, 24 anni fa, c'erano i femminicidi, ma non si sentivano non così se ne parlava sfacciatamente. tanto, non se ne e quindi è parlava stato un po' una ribellione, no? al genere femminile che veniva maltrattato dai propri uomini, eccetera. Quindi è stata una sorta di ribellione. Allora tutte le donne poi, in quel periodo, non so, forse a causa mia, si sono separate tante coppie. Senti, ti voglio chiedere, ma tu che donna napoletana sei? Ma io sono una donna ai fornelli, sono una donna semplice, una donna che ama la semplicità. Sì, lo so. Donna ai fornelli? Io sono poca artista e molto, molto donna di casa, diciamo. E io lo so che ti riescono benissimo tante cose. Si vede. Poi tra l'altro vedendo Luca, la stazza di Luca di adesso. Solo Luca, vedi anche me. No, devo dire che funziona sta cucina. Cosa ti riesce? Però voglio sapere una cosa, cosa non hai imparato a cucinare in tutti questi anni? I dolci. I dolci? Niente? Non mi vengono. Neanche solo tranne facili. Qualcosa, vado su YouTube e vado a controllare, a vedere un po' come funziona, ma solo se vado lì. Se li devo fare di mia sana pianta, tipo il classico dolce panettone, non lo so fare, mi viene smontato. Vabbè, io non avrei problemi perché a me i dolci non mi piacciono proprio. A me sì, e ne sa ci fa. Ah, ti piacciono pure i dolci? Certo, è normale, il dolce è salato. Certo. Senti, a proposito dei cittadini del mondo, restate su Stefania, cara mia, sai che, ecco, scusatemi, sti microfoni, con ste mani. Allora, facciamo una bella serenata, veramente, facciamo una bella serenata. Devo dire una cosa, che questa canzone, a modo mio, è una delle canzoni più richieste, però anche Chiamam nell'ultimo periodo, ecco, per via dell'apparizione in Gomorra, nella serie Gomorra. Vogliamo, Chiamam in versione serenata? Serenata? Ok. Grazie. Alla Mario Merola? Guarda, gradirei. Chiamama. No, ti prego, fammela così. Chiamama, non te ne paura, fatti sentire. L'umanacchio rosa con l'anonima, perché sti gesti può fare solo tu. Bella così. Bella. Bella? Molto bella, molto bella. Allora, la classifica, voi richiedete le canzoni, finiscono in una classifica che si aggiorna di minuto in minuto e di minuto in minuto. Il solito screensaver della classica classifica, questa è una classifica di un po' di giorni fa, chiaramente più richiedete le vostre canzoni preferite, più il vostro idolo e la vostra canzone sale nei primi posti della classifica. È il momento del tuo spot, io faccio stringere tutto su di te, allora ti dico l'anima. RTC targato Napoli Jukebox, bisogna essere Android per scaricare l'applicazione e possono richiedere le loro canzoni preferite. Questo è tutto. Aspetta, siamo pronti noi? 3, 2, 1, spot. RTC targato Napoli,
è l'app che tu aspettavi, e allora scarica e ascolterai dal tuo telefonino Android, perché solo Android lo puoi scaricare. Ascolterai la mia musica e non solo. Ma che meraviglia! Com'è? No, è buona. No, dico, lo spot è buono. È carino. È veramente buono. Senti, prima di salutarci, intanto volevo salutare Ginseria, grazie per le giacche. E Piazza Kennedy. Questa giacca te l'hai presa lì? Questa giacca Bellissima, infatti ti ho fatto i complimenti in Questa privato. è una bellissima giacca, devo dire la verità. La trovate, Ginseria, Piazza Kennedy, Qualiano, numero 2, proprio in piazza a Qualiano, ed è un negozio con dei prezzi convenienti, perché veramente le promozioni ci sono tutto l'anno. Prima di salutare Stefania, volevo ricordarvi che durante il corso del 2018 esce un disco importantissimo. Allora, sì, importantissimo, infatti. ma anche soprattutto per l'arrangiatore importantissimo. Allora, l'arrangiatore lo possiamo dire, no? Sì, è il nostro mitico Gianni Fiorellino, Gianni che Fiorellino. per me è un artista, non me ne vogliano gli altri, assolutamente non è una sviolinata e non sono di parte, ma sono per il giusto. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Tutti gli artisti napoletani maschi sono bravi a Napoli, però Gianni è un artista poliedrico, è un artista completo, e ho avuto modo di conoscerlo ancora meglio nel mio disco. È una persona molto accondiscendente, ma è molto anche severa nel farti fare le cose che alla fine vuoi tu. Non è che ti impone, però ti aiuta a capire le cose giuste e te le fa capire bene, perché diventa una sorta di professore in quel momento. È bravo, è bravo. Quindi arrangiamenti Gianni Fiorellino, autore Nino Danesi, Franzese, e Enzo D'Agostino. Insomma, la penna immancabile. Hai più o meno una data d'uscita? Cioè così in maniera... No, però ci sarà un'anteprima con una sorpresa. E anticiperò il disco con un singolo, e in questo singolo ci sarà una sorpresa. A San Valentino? Poi ti svelo. No, non te la dico la data. No, te la dico in privato. No, perché sai che insomma, io sono molto scaramantica. San Valentino ci sono due date importanti, San Valentino e l'8 marzo. Però sai cosa, sarei troppo scontata. San Valentino esce tu quando, l'8 marzo. Allora io voglio sempre essere quella esci che... con la pastiera. Esatto. Ecco, esci con la pastiera. Allora, intanto tra pochissimo... Ecco, esci nell'uovo di Pasqua, fai così, o nella colomba, se preferisci. Intanto rivediamo l'ultimo videoclip, Non ce la faccio più, canzone Aiutami, Nino Golino e Marco Graziani. Che saluto tantissimo. Noi ci vediamo presto e state buone. No, dico ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.